Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi siamo il 16 di settembre del 2021. Mi sono fermato qui per fare vedere che in questo tratto di terreno, diciamo, avevo seminato in aprile, queste zucchine lunghe siciliane, diciamo, questa qua tipo le zucchine 40 giorni e questa l'ho lasciata per la semina. Cioè, ancora tutto ciò che già la pianta già è morta, diciamo, e ancora la zucchina è attaccata. Ora poi la prendo perché già il picciolo è secco, come potete vedere. Già è secco, prima che poi il picciolo, state vedendo, è secco, già ora si è rotto solo. State vedendo che bella zucchina che ho lasciato per la semina. Già i semi di dentro sono tutti maturi e questi sono pronti per seminarla all'anno che viene. Allora, questa qua la possiamo seminare. Io l'ho messo nei vasetti verso marzo, poi quasi alla fine, quasi all'inizio di aprile, l'ho messo già direttamente a dimora, come potete vedere qua. Poi qua c'erano dove erano seminate, queste piccole, diciamo, piccole aiole rialzate un pochettino ogni metro, metro e mezzo, già seminate. Qui avevo tutte le zucchine. Queste l'ho lasciate per la semina. Ora vi faccio vedere un pochettino che cosa c'ho ancora nel lotto. E niente, andiamo in giro. Qua c'è il basilico, qua c'è la tortuga romana, l'ho messa qua, poi quando cresce di più poi faccio il trapianto, vediamo, la metto qua, lavoro un pochettino il terreno, va bene. Là ci sono dei pomodori. Qui qua c'è la zucchina, questa zucchina seppente, diciamo, questa siciliana, ormai è finito il periodo. Tutto ciò che ancora che fa ancora delle belle giornate ancora tenta di crescere. State vedendo? Questi ancora buoni sono, non potete fare la pasta con i teneron o i tagli di cucuzza come li chiamiamo qui in Sicilia, in siciliano. Qui abbiamo dei pomodori cuori di bue, guardate come si stanno facendo. Ora fa freddo e si bloccano, diciamo, non maturano facilmente, però ci vuole un pochettino di tempo, diciamo, per maturare. Oggi c'è una magnifica giornata, guardate questo che bello grosso. Ovviamente con il freddo spaccano un pochettino, guardate questi qua. Già il periodo già è finito dei pomodori, guardate che sono belli questi pomodori cuore di bue, tipo cannestrino, diciamo, cuore di bue. Questo ancora devono maturare, come ovviamente già la temperatura non è più quella della pianta, perciò stenta a maturare, però ci vuole un pochettino di tempo, ma maturano un pochettino. Qui ho dei rapanelli, diciamo, che stanno crescendo, qualcuno poi la lascio per la semina. Qua c'era la lattuga romana che avevo seminato quest'anno, diciamo, non ricordo il periodo, ho già fatto la fioritura con i semi, poi li raccolgo. E niente, questi sono tutti i pomodori, come dicevo, vedi quanti ce ne sono. Questo è bellissimo pomodoro grosso. Questi sono tutti i pomodori cuore di bue. È una varietà tra cuore di bue e cannestrino, diciamo, pomodoro cannestrino. Non ricordo chi me li ha dati, però qui ci ho seminato della cipolla che sta crescendo. Qua ci sono altri pomodori, ci spostiamo di qua, guarda pomodori. Allora qua c'è il fragoleto, come potete vedere,
là, che potete trovare sempre i video sul mio canale nella playlist 8 e giardino. Ora vi faccio vedere un po' di tutto. Qua c'è il prezzemolo, guardate che bello, prezzemolo. Qua c'è una fila di pomodori, ovviamente c'è più freddo perché cominciano a spaccare e stendono un po' a maturare perché già la temperatura è diversa di settembre, ottobre, diciamo, è diversa, diciamo, quando all'inizio, quando uno le semina, cominciano a spaccare, poi il freddo e le blocca, non maturano facilmente. Però io le lascio stare qua, ovviamente do sempre l'acqua se fa per le giornate. Qua ci sono le piante di nocciolo che ho fatto sempre il video, che potete trovare sempre i video sul mio canale. Qua ci sono i frutti di bosco, il lambone, i ribes, il mirtillo e l'uva spina, sempre che potete trovare i video sul mio canale. E qui ho seminato queste piante, diciamo, di zucca, quella che abbiamo visto poco fa, la zucca lunga, questa qua bianca di Sicilia, siciliana, questa che si fa fritta, tipo zucche 40 giorni. E come potete vedere già ancora stanno crescendo, ovviamente andiamo a fare un pochettino con la pacciamatura, in modo che mantiene un pochettino, un pochettino calda, diciamo, la pianta, perché ormai il periodo, però così tanto per avere qualche zucca a Natale, qualche zucchina a Natale. Come potete vedere questi li ho seminati, non mi ricordo, mi sembra che era insomma all'incirca un mese fa l'ho seminati, un mese fa all'incirca. Guardate già la prima zucchina già sta crescendo, sta vedendo? Sta crescendo, la pianta sta crescendo avanti. Qua c'è un'altra, questa è un'altra zucchina che sta crescendo, è stata impollinata. Qua c'è un'altra pianta di zucchine, io ne ho messe due zucchine per ogni buca, diciamo, due piante per ogni buca, così per vedere come crescono. E penso che stanno crescendo bene. Di solito qua c'è un'altra zucchina, che bella zucchina che sta crescendo. Questi si possono seminare, insomma, si può seminare questa qua tutto l'anno, ovviamente chi la semina che ci lavora, l'agricoltore le semina nella sera, diciamo. Però visto che già in aprile si possono seminare, che poi finisce il periodo, si possono seminare una seconda volta. Ovviamente io ci vado a mettere la pacciamatura per darci un pochettino di calore, diciamo, alla pianta, che il clima è diverso più da aprile e maggio. Siamo a settembre, perciò sono scese un po', la temperatura è scesa, altrettanto anche la sera scende di più. Va bene, allora qui abbiamo dei broccoli e cavolfiore. Questi sono cavolfiori, è stata attaccata tutto ciò che c'era alla rete è entrata la farfalla bianca e dopo uova e i bruchi se la sono mangiata. Questo è cavolfiore, poi li ho tolto con la mano perché poi si vede tipo gli escrementi a palline, no? Quelli sono gli escrementi del bruco, diciamo. Le togliete e così, senza utilizzare pesticidi, le togliete, così la pianta torna come era prima, in piena salute. Sempre il cavolfiore, questo è il cavolfiore e quello è il broccolo. La pianta di broccolo, state vedendo che è diversa tra quella e quella là. Questo è il cavolfiore e quello è il broccolo. Va bene, ora passiamo di qua, andiamo sempre di qua. Poi abbiamo dei peperoncini, guardate che bello peperoncino, come sta crescendo, guardate che bello, a ciuffetti, bello peperoncino.
guardate quando ce ne sono, quando ce n'è qua. Bellissimo peperoncino, sta cresciuto qua. Questo è un pochettino diverso, diciamo, è più cotto, un pochettino più quasi a tondo. State vedendo? C'è il sole, non si vede tanto bene. Vabbè, ci spostiamo di qua. Qui abbiamo delle melenzane, state vedendo ancora, sta crescendo delle melenzane. Già la prima raccolta l'ho fatta, questa è la seconda, diciamo, la lascio stare. Poi ne ho lasciato una per la semina, guardate che sono belli. Guarda questa qua quando è bella, già questa è quasi pronta da prendere. Qua poi vi faccio vedere quella che ho lasciata per la semina, guardate quanto è grossa. Questa è la melenzana, questa è viola, guardate che bella melenzana grossa. Guardate che bella. Questa la sto lasciando per la semina. Ce n'è una sola nella pianta, così si ingrossa e si prende lei tutto il nutrimento per i semi. Va bene, allora io vi ho fatto vedere un po' tutto, diciamo, il mio orto. Ora andiamo lì sopra e vi faccio vedere le zucchine e la zucca, questa qua lunga napoletana, diciamo, la zucca di napoletana o la zucca di Napoli. Va bene, andiamo sopra. Allora, siamo qui sopra. Ora vi faccio vedere tutto ciò che siamo il 16 di settembre. Guardate ancora, guardate che la pianta di zucca è come se fosse il periodo di, che so, di maggio, giugno, che ancora sta producendo zucca, guardate. Poi sta camminando, qua c'è una zucca, state vedendo? Qua c'è un'altra zucca che sta crescendo, questa con il fiore già aperto che è stata imbollinata dall'ape, come potete vedere che è uscito poco fa. È stata imbollinata, siamo sicuri che crescerà zucca così. Meno male che ci sono le api, se non c'erano le api non avevamo niente da mangiare, perciò trattiamole bene, non utilizziamo pesticidi che possono uccidere le nostre amiche api, tutto naturale, così mangiamo bene e sani. Guardate ora come sta camminando, produce sempre ancora zucche. Qua c'è un'altra, guardate, qua ci sono altre due zucche, una là e un'altra che c'è là che sta crescendo. Guardate che bella questa zucca napoletana, guardate questa qua quando è grande, questa già è quasi pronta da prendere. Ancora il picciolo, diciamo, è un pochettino verde, però io ancora visto che il tempo è bello, la faccio ancora maturare sulla pianta, finché quando la pianta secca, diciamo, così sono sicuro anche per i semi che vanno a buon fine. Guardate che bello, zucca napoletana, è bello. Ha preso un pochettino di colore chiaro, diciamo, perché c'era il sole, diciamo. Ora andiamo a coprire un pochettino. Va bene, guardate qua. E questa ancora che sta crescendo, guardate che bella questa zucca napoletana. Va bene, allora io mi fermo così, mi fermo con questa panoramica, diciamo, che della pianta di zucca, con le zucche che si vedono, e là c'è dell'altra zucca. Allora io spero che vi ho fatto vedere tutto l'otto, diciamo, le cose che ho seminato in questi mesi, diciamo da aprile fino a ora. Vi ho fatto vedere i melenzani, i pomodori, che ancora ci sono pomodori, i peperoncini, l'impianto di fragole, insomma tutto quello che avete visto poco fa dell'8 di settembre.
Va bene, io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate. Se non siete iscritti sul mio canale, se vi fa piacere iscrivetevi, così quando carico un video vi arriva una notifica e vi avverte che ho caricato un video. E niente, un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Idea. Ciao, al prossimo video. Ciao.